Ho deciso di rappresentare Nape perché comunque l'ape c'entra bene o male con tutta la natura, perché comunque anche ad esempio la maggior parte della frutta che noi mangiamo viene impollinata dalle api o i fiori, cioè se si cammina ad esempio in mezzo a un campo si vedono molte api, ad esempio io abito in zone di campi e di campagna per lo più, e quindi è un soggetto che c'è praticamente sempre e quindi l'ho sempre visto, e quindi sì, è un fatto che mi riconnetteva subito alla natura. Quando ho saputo di questo progetto mi è venuto subito in mente di fare una cosa fatta da me, quindi disegnata di principio da me, non fatta in digitale, e quindi non mi è pesato minimamente fare questo lavoro. Poi appunto ho pensato di unire questa a questa, che era con i pennelli a punta morbida, anche per staccare un po' da questa illustrazione piena di linee, perché era un po' pesantina. Quindi ho voluto staccare e fare un'illustrazione che avesse anche all'interno dei colori, anche perché la natura secondo me è colorata, non è in bianco e nero. Secondo me bisognerebbe rispettare di più la natura, perché ultimamente non si pensa agli effetti futuri che si possono avere appunto sulla natura, si pensa principalmente cioè ai nostri bisogni, ma non a quello che potrebbero portare, quindi anche al fatto che potrebbero distruggere una parte che magari in futuro servirebbe ad altre generazioni che non sono loro, ma che siamo magari noi o i nostri figli, i nostri nipoti, eccetera. E questo secondo me è sbagliato, perché bisognerebbe appunto pensare anche a un futuro e anche alla natura.